I GAL sono i principali strumenti di attuazione dell'approccio leader, un approccio che come ben sapete è nato negli anni 90 nell'ambito dello sviluppo rurale e che vede coloro che abitano, che vivono nelle aree rurali non come dei beneficiari passivi, ma come degli attori attivi e propositivi dello sviluppo rurale, quindi un approccio che parte dal basso verso l'alto. Il ruolo del GAL è proprio quello di coinvolgere questi attori, questi protagonisti, questi portatori di interesse nell'elaborazione, nell'attuazione e anche nel monitoraggio di una strategia di sviluppo. Nel nostro caso il nostro GAL ha deciso di attivare diverse misure, tra cui in particolare una dedicata alla creazione di reti, di club di prodotto tra operatori turistici. E appunto il ruolo del GAL è anche quello di rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e di attuare dei progetti. I giovani sono assolutamente una priorità e recentemente abbiamo svolto sul territorio diversi incontri volti proprio alla rimodulazione della strategia del piano di azione locale ed è emerso che tra i principi di selezione dei beneficiari deve necessariamente essere individuata, essere inclusa l'età, dare la priorità ai giovani, soprattutto nelle nostre aree che sono soggette a spopolamento, così come quasi tutte purtroppo le aree interne dell'Italia e dell'Europa, e i giovani hanno indubbiamente una priorità perché hanno tante competenze, tanto entusiasmo e tante potenzialità.